2025 è stato un anno pieno di sacrifici e di difficoltà per Save the Dogs, ma grazie al vostro sostegno ce l'abbiamo fatta a portare avanti i nostri progetti, ad incrementare alcuni dei numeri del nostro lavoro, soprattutto in Romania, e ad arrivare alla fine di un anno estremamente faticoso. Grazie a tutte le persone che hanno donato, piccoli e grandi donatori, non c'è nessuna differenza, grazie alle aziende che ci hanno sostenuto in Italia e in Romania e alle organizzazioni non profit straniere, tedesche, inglesi, svedesi, svizzere che hanno dato il loro contributo al lavoro di Save the Dogs quest'anno. Vi auguro, usando le parole di Jane Goodall, di trovare nel 2026 il vostro ruolo, il vostro posto nel mondo e il senso del vostro passaggio su questa terra, e spero che un po' di questo senso possa venire anche dal sostegno ad organizzazioni come Save the Dogs.